Mi presento, io sono ginecologo e sono qui semplicemente perché molte delle patologie che vedo, dalle malformazioni all'infertilità, ai problemi ormonali e tante malattie ormonali, sono in parte almeno legate a questo. È difficile dire che percentuale è legata a questo, perché per una persona che si ammala è difficile capire quanto dipendeva dalla parte genetica, quanto dipendeva da esposizioni a tante sostanze, in quanto per nessuno di noi è possibile capire quanto, per esempio, nelle età critiche per noi, che sono quella di quando eravamo un embrioncino, quanto abbiamo assunto in quei momenti critici importanti. Quello che è possibile dosare è quello che abbiamo nel sangue oggi. Io non sono un esperto di pesticidi, però vedo continuamente gente ammalata e quindi sono qui soprattutto per tentare di capire perché questo succede e che cosa possiamo farci. Non mi soffermerò tanto sulle cose negative che ci sono, che non ci interessano moltissimo, quanto nel tentare di capire che cosa ciascuno di noi può fare per migliorare la situazione personale e sociale. Allora, innanzitutto, il problema dei pesticidi è un problema sostanzialmente di conflitto tra quello che è il profitto, e il profitto non è delle singole persone che si ammalano, ma è di altri, in gran parte, e la salute di chi risiede nelle aree in cui vengono utilizzati e di chi li utilizza. Una delle cose che spesso vengono dette è che tanto non è vero, non si sa se proprio fanno male. Allora vi riporto un articolo attuale dell'American Cancer Society, appena scritto quest'anno, 2013, che sostanzialmente indica quanto fondamentalmente la cosa sia attuale. Gli interferenti endocrini hanno, scusate le slide che vanno avanti e indietro, sostanzialmente, vedete, c'è una importantissima relazione, tra cancerogenesi e pesticidi, che adesso gran parte degli studi sono coerenti nel comprovare, e fondamentalmente quando questo appare in una società scientifica così importante come l'American Cancer Society, noi possiamo essere abbastanza sicuri che non stiamo parlando di un falso allarme, ma di una cosa abbastanza concreta e consolidata. Sostanzialmente, vedete, c'è un'evidenza sostanziale che i pesticidi possono dare tutta una serie di problemi, e abbiamo anche altri dati che ci dicono che gli interferenti, che sono tutte le sostanze che possono alterare i nostri ormoni, e ce ne sono tante, sempre più nell'ambiente, possono, vedete, dare malformazioni, alterazioni comportamentali, lo vedremo anche per esempio nel rendimento scolastico dei ragazzi a scuola, alterazioni metaboliche, l'obesità stessa, non in tutto, perché è anche in gran parte responsabilità della persona e dei suoi comportamenti alimentari, ma può anche in parte essere impostata dal tipo di sostanze che vengono acquisite. E così anche tante malattie, pensiamo a quelle della tiroide che sono sempre più frequenti, malattie metaboliche in generale, infertilità e tumori. Ripeto, non sto dicendo che tutto dipende solo dai pesticidi, sto solo dicendo che una parte di queste cause, secondo molti studi, sempre più numerosi, sono legate anche a questo. Il problema della ricerca è che non tutti gli studi valgono allo stesso modo. Abbiamo degli studi che sono molto importanti perché vengono fatti con metodi scientifici molto perfetti, precisi, abbastanza attendibili, altri che sono solo opinioni di esperti o studi osservazionali. Ebbene, molti degli studi che abbiamo su queste cose vengono da studi di questo tipo. Pochi sono gli studi sperimentali, perché in questo settore non è possibile fare sperimentazioni provando che cosa succede in una popolazione. Possiamo soprattutto osservare gli effetti, e non solo, ma molti sono effetti combinati di esposizioni multiple a prodotti multipli, in gran parte ignoti
o di concentrazioni difficili da calcolare, per cui è difficile capire per ogni singola sostanza quanto intrinsecamente è il danno. Inoltre dobbiamo anche tener conto che non possiamo attendere di avere delle conferme precise prima di agire, perché altrimenti sarà troppo tardi. Tenete anche conto che gli effetti di questi pesticidi non sono solo limitati alla persona che vi viene esposta, ma già sappiamo che influenzeranno le future generazioni, perché stanno modificando, si dice in senso epigenetico, il nostro patrimonio genetico, per cui gli effetti negativi dei pesticidi usati, per esempio qua in zona, e che avete assorbito tutti voi, diciamo tutti noi, comunque avranno degli effetti negativi anche sui nostri figli, nipoti, pronipoti delle generazioni future, perché non è solo un effetto tossico acuto diretto che si smaltisce quando uno non viene più influenzato, ma hanno stabilmente cambiato l'espressione del nostro patrimonio genetico, per cui quello di cui noi parliamo non è solo il bene di noi stessi, ma è soprattutto il bene delle generazioni future, ed è quello che è stato messo un po' a repentaglio. Che cosa sono questi interferenti endocrini in generale di cui i pesticidi fanno parte? Sono delle sostanze che casualmente sono simili, per esempio, a dei nostri ormoni. Perché? Non esistevano nel mondo fino a che non c'era l'industria chimica e più in generale il progresso recente. Oggi, con le migliaia di nuove molecole che in natura non esistevano, che abbiamo creato, casualmente alcune di queste erano di struttura simile molecolare a molecole naturalmente già presenti e ci vanno ad interferire. Per fare una metafora, è come se tra tutti gli oggetti che sono stati creati nel mondo, alcuni erano simili alle chiavi di casa e qualcuno le può usare per entrare a casa vostra facendo dei malanni. Ok? Così, giusto per dare un esempio. E qui vedete appunto degli esempi chimici, ma vado avanti. Cosa fanno queste sostanze? Possono alterare i nostri ormoni, possono alterare il nostro sistema immunitario, il nostro sistema nervoso, agiscono soprattutto nei momenti delicati, gravidanza e infanzia, ecco perché come ginecologo sono qui a parlarvi, e possono dare tutta una serie di effetti che in parte vedremo, ma poi soprattutto vedremo che cosa possiamo fare. Perché? Perché questi danni dei pesticidi si trasmettono anche alla prole, quindi ai nostri figli, ai figli dei nostri figli e così via. Per cui agire è importante. Che sostanze sono? Beh, sono sostanze usate come insetticidi, fungicidi, insomma, sono sostanze utilizzate per eliminare microrganismi, parassiti in generale, che possono in qualche maniera ridurre la produttività e quindi l'obiettivo è produrre di più. Purtroppo sappiamo che circa l'1% di queste sostanze arrivano nelle concentrazioni giuste a uccidere il parassita. Il 99% viene disperso con la pioggia, immesso nell'ambiente, ma non va direttamente a contatto con il pesticida. Quindi sostanzialmente di queste sostanze spruzzate, non so, nel vigneto, nel campo, la gran parte è inutile, perché poi solo una piccola parte raggiunge e uccide effettivamente il fungo, il parassita. Quindi c'è un'enorme dispersione. E tutto quello che poi non va a uccidere il parassita, comunque noi ce lo mangiamo, direttamente o nel lungo termine indirettamente, magari mangiando animali contaminati da questo. E il vero problema è che, soprattutto i bambini, le donne in gravidanza, ma tutti noi, essendo dei superpredatori, concentriamo dentro di noi queste sostanze. Per esempio, se ce n'è un tot nell'erba, ce n'è molto di più nella mucca e ce ne sarà molto di più negli esseri che si mangiano quella carne, per fare un esempio così indicativo. Vi faccio l'esempio dell'acqua. Se noi abbiamo DDT in 0,00003 parti per milione a livello dei piccoli animaletti che vivono nell'acqua, che poi vengono mangiati da pesci sempre più grandi e poi dei superpredatori, finiamo che l'aquila, per esempio, che mangia pesci, concentra in sé 25 parti per milione rispetto alle 0,0000003 che ci sono nell'acqua, perché ogni chilo di carne dell'aquila è fatto da quintali di altri organismi che ha dovuto nella catena alimentare essere mangiati per arrivare al superpredatore, d'accordo? Quindi noi siamo un po' come l'aquila, siamo dei superpredatori, concentriamo in noi le sostanze, per quello siamo così interessati.
e meno siamo carnivori o tra virgolette superpredatori e più noi ci cibiamo direttamente, non dico di alghe, ma comunque di vegetali, in qualche maniera è vero che incameriamo delle sostanze, ma le troviamo meno superconcentrate, d'accordo? Perché la mucca, per esempio, quando voi mangiate una bistecca, dietro quella bistecca ci sono chili di fieno per farla, d'accordo? Allora è vero che nel fieno ci sono i pesticidi, ma nella bistecca li trovate concentrati, quelli che non si smaltiscono, che non se ne vanno con la cottura. Noi siamo molto delicati e complessi, e in quanto delicati e complessi, sostanzialmente il nostro organismo è molto vulnerabile. Se noi abbiamo oggi dei dati sui danni che queste sostanze determinano, devo tener conto che in realtà probabilmente nel futuro questi danni li vedremo amplificati, perché molte delle persone che oggi si ammalano di tumori, per esempio, hanno in media 50, 60, 70 anni, non sono stati così tanto esposti come i ragazzi di adesso e quindi l'effetto noi lo vedremo molto più amplificato nel futuro. Generalmente noi per un tossico normale immaginiamo che più ne prendiamo più fa male, ma per queste sostanze purtroppo abbiamo evidenze di effetti anche a dosi bassissime, soprattutto quando queste dosi, queste sostanze non vengono prese singolarmente, ma sono tra di loro interagenti, cioè moltiplicano il loro effetto. Allora, a questo punto noi ci chiediamo, terzo punto, cosa possono causare o aver già causato in noi queste sostanze? Beh, prendiamo l'esempio degli orsi polari. Apparentemente vivono lontano dagli insediamenti, apparentemente in ambienti sani, eppure sono molto contaminati. Perché? Perché sono dei superpredatori, perché già a quelle latitudini, per esempio, sono arrivate tutta una serie di sostanze inquinanti e quindi perché nelle campagne del WWF sono citati come animali in pericolo anche per la contaminazione? Perché sono come noi dei superpredatori. Questa campagna detox del WWF, di cui io faccio parte dal 91, è una campagna a cui avevo partecipato perché riguardava fare pressione a livello politico europeo per tentare di sensibilizzare alla situazione di agenti tossificanti e sostanzialmente in tutto il repartito mi avevano chiamato per un libro che avevo scritto che riguardava l'alimentazione in gravidanza, il cui concetto era che non è importante che una mangi poco perché sia bella in gravidanza o non abbia sbagliature, ma è importante per la salute del suo bambino e delle generazioni future. Infatti questa è una slide proprio del WWF europeo dove appunto nella campagna detox che hanno fatto mi citavano proprio per quello che è il problema delle anomalie e i problemi riproduttivi che sostanzialmente sono legati a queste sostanze. Come ginecologo, la maggioranza delle patologie che vedo possono essere causate, in parte, mica tutte, e per tutti i casi, da queste sostanze. Io ho messo nelle slide, essendoci qui dei colleghi, delle persone magari non sono mediche, eccetera, un titolo che fa il riassunto, altrimenti leggere tutte le diapositive non è possibile, e per chi invece vuole approfondire tutta una serie di fonti bibliografiche, in genere quella più importante in fondo o altre citate nel testo, per dire che ci sono studi, vedete, abbastanza recenti, un po' tutti, che ci dicono che malattie che vanno da anomalie malformative, ovaio policistico, endometriosi, alterazioni della cysticità, fibromi uterini, aborti, cancri, eccetera, tutti possono essere, secondo non Lino del Pulpo, ma secondo vari autori, legati proprio a queste sostanze. E cosa fanno i pesticidi? Ma tutta una serie di cose, come vedete, anche apparentemente molto diverse tra di loro. E chi è più sotto, chi è più a rischio? Beh, le persone obese sono più a rischio, anche in questo caso. Perché lo sono? Perché le sostanze peggiori, quelle che si accumulano, sono sostanze che si sciolgono nei grassi, si dicono così liposolubili.
E quindi la persona obesa ha più massa adiposa in cui può, come un serbatoio, raccogliere e depositare, ma non per pochi mesi, per anni, decenni, queste sostanze. Quindi non solo chi è obeso ha mangiato più cibi e quindi più contaminanti, ma anche come serbatoio interno del proprio tessuto adiposo ne alberga di più e quindi ne va più soggetto. Dato che noi siamo sicuri, perché c'è scritto nel codice contro il cancro, c'è scritto e raccomandato dai cardiologi, dagli ortopedici, dai diabetologi, da praticamente ogni medico, che è importante non essere obesi, tra le strategie base, la più importante per gli interferenti è quella di tentare di essere magri e di mangiare poco. D'accordo? Perché c'è poco rischio di esagerare né troppo poco, tranne casi rari, e comunque uno è sicuro che almeno in quel modo riduce il rischio di malattie cardiovascolari, metaboliche, tumori e tutta una serie di altre patologie, compreso incamera meno e riesce a trattenere meno dentro di sé le peggiori sostanze contaminanti. Chi sono i più interessati a tutto questo? Gli embrioncini. Perché? Perché quando voi vedete di qualunque sostanza tossica, quella che è la dose tossica, viene calcolata in un adulto di 70 kg, non per un embrioncino, di cui non sappiamo qual è la sua dose minima. Quindi le dosi che vengono dette sono sicure per me magari, o per l'agricoltore che le va a utilizzare, ma non sono sicure per la donna in gravidanza e per l'embrioncino, il quale non ha sistemi enzimatici di detossificazione, non ha capacità di smaltire le sostanze così come le ha un adulto, ed è in rapida crescita, per cui le incamera facilmente. Quindi anche quando dicono quel livello di atrazina nell'acqua è sicuro, ma non è sicuro per tutti, è sicuro per gli adulti. Per i bambini non sappiamo, probabilmente la dose sicura è 0, d'accordo? E nel dubbio di qual è la dose sicura vale il principio di precauzione di utilizzare il meno possibile. Voi dite, ma dobbiamo accontentarci di poco? Beh, mi risulta che in Italia muoiano circa per eccesso di alimentazione 57.000 italiani all'anno. Sono morti di eccesso di alimentazione che in generale muoiono soprattutto di malattie cardiovascolari legate all'eccesso di alimentazione, di malattie tipo il diabete e complicanze, e di cancro legato all'eccesso di alimentazione. Mentre in Italia non muore nessuno di carenza di alimentazione, salvo le persone che hanno problemi di anoressia, che non è che in genere non possono mangiare, ma in qualche maniera c'è una patologia specifica dietro, ma sono un numero irrilevante rispetto ai morti per eccesso di alimentazione. Quindi, anche se globalmente riducessimo l'apporto quantitativo, ne beneficia solo la salute. Non è che uno dice, vabbè, ma se non produciamo così tanto che cosa mangeremmo? Allora, ogni tanto ci sono degli articoli che sono generalmente abbastanza recenti, come vedete, un po' per sottolineare che alcuni tirano fuori il problema, vedete, dei difetti fetali, cioè delle malformazioni dei bambini. Tutta la strategia base ginecologica di gestione dei difetti è tipo rupetarpea. Nasce il bambino anomalo, lo sopprimo, cioè è legato al fatto che ci sono ecografi e diagnosi prenatali per cercare l'anomalia per poi poter interrompere la gravidanza. Non ci sono cure per dire vabbè, c'è il bambino malformato, adesso prendo la tal medicina e rimedio al danno. L'unica cosa seria che possiamo fare è tentare di agire prima, che è molto più difficile, ma è quello importante, perché anche se noi avessimo ecografi che vedono il 100% della malformazione, in realtà ne vedono il 30-70%. Oppure ci fosse qualcosa di infallibile, l'unica cosa che possiamo continuare a fare è accettare o eliminare quando c'è l'anomalia, ma al momento agire prima si può solo fare tramite iniziative lodevoli come queste. Ok? Ci sono libri, questo l'ho scritto io, questo altro che riguarda, che è stato scritto da pediatri, che così in qualche maniera hanno affrontato così il tema, soprattutto tentando di vedere che cosa possiamo fare.
abbiamo delle riviste di neurotossicologia, cioè di tossicologia del sistema nervoso, nel 2012, vedete, che ci dicono che cosa? Che i pesticidi tendono a formare bambini ritardati nel senso che hanno magari 1 anno, mezzo, 2 di ritardo nello sviluppo cognitivo rispetto ad altri bambini. E tante di queste cose non si sanno. Per esempio l'agricoltore non immagino che mentre usa quelle sostanze sa quanto è il rischio suo personale o quanto ne avranno i figli se va a casa con la tuta sporca dal lavoro, non usando tutte le metodiche, oppure anche usandole, perché comunque non riusciamo a battere a zero il rischio. Però abbiamo degli studi che vi ho riportati pari perché non ho rielaborato i testi, li ho proprio riportati, come cose tipo la velocità motoria, il coordinamento, lo sviluppo mentale, la memoria, l'attenzione, sono tutte cose che possono essere compromesse dai pesticidi. Quindi non è che uno si ammala solo di cancro magari quando ha 70 anni, abbiamo anche dei bambini che vanno a scuola adesso la cui performance sono condizionate da queste cose qui. Non lo dico io, lo dicono i neurotossicologi. E quindi questa cosa è importante. Quando uno poi decide sbuccio la mela, non la sbuccio, compro questo, compro quello, deve anche tener conto di queste cose. Sono anche un po' influenzato, mi sentite fino in fondo? Ok. Voglio andare veloce perché servono tantissime cose interessanti che vorrei dirvi, ma in realtà poi il tempo è breve e questo è così, più che altro un flash. E questo semplicemente ci dice che, secondo i neurotossicologi, questi bambini hanno uno sviluppo di 1 anno e mezzo, 2 indietro nello sviluppo se esposti ai pesticidi. E poi abbiamo, vedete, anche altre riviste di Istituto Superiore di Sanità, quindi danni rilevati qua in Italia, che ci dicono come, vedete, nello sviluppo anche psicosociale dell'individuo, psicosociale proprio, i pesticidi che usiamo, ma non chissà dove nel mondo, proprio noi, hanno degli effetti negativi, per cui l'argomento è comunque importante. Addirittura, come vedremo, anche qua altri studi, semplicemente che ci dicono queste stesse cose, scritti, vedete, in varie parti del mondo, per cui non è il pallino di qualcuno, studi dei neurotossicologi che dicono che anche l'ansia, la depressione, il suicidio e gli incidenti per esempio lavorativi, agricoli, sono comunque in parte correlabili agli effetti negativi neurotossici che hanno i pesticidi. Ripeto, non che ogni incidente sia solo colpa del pesticida, ma quando la memoria visiva, il coordinamento visospaziale, il coordinamento motorio di chi usa i pesticidi perché è il suo lavoro, o di chi se li mangia perché mangia, quindi tutti noi, chi è più contaminato ha anche più di questi effetti. E quindi non sto mica dicendo che tutte le persone depresse dipende solo dai pesticidi, sto dicendo che una fettina è condizionata da quello. Poi la depressione è una cosa multifattoriale che dipende da situazioni intrapersonali, relazionali, ambientali, sociali, economico-lavorative e tante altre cose, ma questo c'entra anche dentro. Voi dite come? Ma sì, perché tutte queste sostanze agiscono anche su quei neurotrasmettitori che fanno funzionare o meno il nostro cervello, compreso il Parkinson, come è stato detto. Questo è lo studio che vedete, lo dice, ma non è uno studio di una rivista che deve fare uno scoop, è la Società Americana di Epidemiologia, cioè gli studiosi che studiano queste cose più prestigiosi al mondo. E cosa dicevano ancora 11 anni fa? Diceva la commissione americana di questo programma che il sindrome di deficit di attenzione e iperattività dei bambini, che è un problema sempre di più diffuso tra i ragazzi, comunque 5-10%, poi è diventato 10%, cioè praticamente un ragazzo su 10 a scuola ha anche problematiche che possono essere legate a problemi proprio di contaminazione, non sono solo un problema di tipo genitori, scuola, società, come effettivamente nel 90% come cause viene, ma una fettina che arriva al 10% è legata a questo. Ok? Per quanto riguarda poi lo sviluppo dell'apparato genitale, che all'inizio è fatto così per maschi e femmine, poi si forma in questo modo nell'altro negli embrioncini, sostanze ormonali di questo tipo possono avere tutta una serie di
fenomeni di alterazioni nello sviluppo che è già delicato di per sé stesso, fa già fatica, per spiegarlo in termini semplici, a funzionare bene di suo. Figuratevi se c'è qualcosa che interferisce. Infatti, noi sappiamo che nei paesi occidentali ci sono delle evidenze in cui fondamentalmente il rapporto maschi-femmine sta un po' cambiando, cioè ci sono un po' meno maschietti perché sono un po' più difficili embriologicamente da formarsi, più delicati nel loro sviluppo e quindi sono un po' più colpiti. Ci sono più problemi ai genitali maschili, ci sono un po' più problemi di tumori ai genitali maschili e di infertilità di quanti ce n'era un tempo. E ci sono delle società in cui io ero nel direttivo nazionale di queste, sono attualmente il direttivo italiano di quest'altra, che si occupano di gestire il problema di fertilità, non solo facendo delle cure per quello, ma anche tentando di prevenirlo, e per la prevenzione, per esempio, parlarne come oggi. Pensiamo, non so, al problema dell'endometriosi, che è una patologia molto più diffusa di quanto si immagini, perché tante donne ce l'hanno e non lo sanno, e di cui abbiamo diversi studi che ci dicono che comunque tra le cause ipotizzate ci sono anche le sostanze inquinanti e vedete qua ci sono degli studi di tossicologia che effettivamente lo comprovano. Vado avanti per lasciare spazio alla dottoressa Trevisan che vi parlerà dopo di me. Vedete cos'è il bisfenolo A? È una delle sostanze che troviamo nella plastica, che noi ci beviamo perché fa parte, o ci siamo bevuti, perché fa parte di quello che si è un po' disciolto nei cibi o nelle bevande di cui ci siamo nutriti, d'accordo? E la policistosi ovarica, che è la più frequente alterazione ormonale che ci sia a livello femminile, diciamo la patologia endocrina più frequente che io trovo tra i miei pazienti, è potenzialmente anche legata a questo. E questi sono i problemi appunto nei maschi che ci possono essere e che si vedono sempre di più, e questo vedete Danimarca, Olanda, Svezia, Germania eccetera, Canada, trovano queste problematiche legate probabilmente anche a queste situazioni. E il vero problema è che qualcuno che per lavoro fa l'agricoltore, lavoro che un tempo era tra i più sani, oggi come avete sentito e visto invece no, sostanzialmente o no se viene fatto in un certo modo, ecco, non intrinsecamente perché c'è contatto con quell'attività, ma soprattutto per l'uso di pesticidi, ecco, questo è il problema, non l'attività fisica di per sé stessa. Vedete, abbiamo studi italiani, Istituto Superiore di Sanità, che ci dicono per esempio la maggiore frequenza di patologie della tiroide nei laboratori agricoli. Però, dato che poi questi prodotti agricoli se li mangiamo tutti, quello spiega perché per esempio i tumori della tiroide, che un tempo erano rari, adesso sono diventati tra i principali tumori che esistono. Mentre io in 25 anni che faccio il medico alle gravide non facevo mai fare il TSH di routine nelle gravidanze, ultimamente lo sto facendo fare tutte perché è sempre più frequente trovare giovani donne con la tiroide alterata, cosa che era rara un tempo e che invece hanno alterata la tiroide anche i salmoni, per esempio oggi. I salmoni pescati nei grandi laghi americani, perché li hanno fatto gli studi, ma anche i nostri pesci, hanno già la tiroide ammalata perché si vivono in acque contaminate. E il vero problema è che queste sostanze aumentano anche la suscettibilità al cancro da adulti, voglio dire, assunte già da bambini, fanno sì che poi ti venga di più il tumore quando sarai grande. Quindi non è che l'effetto uno lo vede subito, lo si vedrà dopo, e come vi dicevo purtroppo il grosso dei problemi noi non li stiamo vedendo, li vedremo sempre di più nei prossimi anni. E poi ci sono tutta una serie di altre cose, ma adesso voglio passare, così concludo. Vedete diabete, obesità e tutte queste cose, come vedete, erano scritte su riviste base importanti. Cos'è questa torta? Si chiama così quel modello grafico. Ci dice che di quelli che muoiono di tumori, 1 su 3 perché fumava, 1 su 3 perché mangiava troppo o male. Quello che è legato alle patologie da inquinamento, che è la fettina gialla, e quella fettina lì. Non è tantissimo, secondo dati importanti, riviste
prestigiose, però è una fittina su cui agire, anche perché per esempio se uno mangia poco non solo si riduce questa grossa fettona di cause di cancro, ma poi anche va a agire positivamente sull'altra, anche perché noi non possiamo come singoli cittadini evitare di assumere sostanze inquinanti più di tanto. Un po' possiamo farlo con le scelte alimentari, ma poi in qualche maniera qualcosa ci arriva lo stesso. Però se siamo più leggeri di peso siamo più sicuri che la nostra mortalità per tumori si riduce, ok? Soprattutto per certi tumori che sono la mammella, l'utero, il colon, questi qui molto molto legati a quello che mangiamo. E questa slide ci dice che quando una cellula normale in alto poi diventa una cellula cattiva, non diventa perché ci sono certe cose che ci fanno ammalare, e dentro gli scritte tra quelle parole un po' strane ci sono anche inquinanti, e ci sono per fortuna però altre cose che noi possiamo fare per non ammalarci. E cosa troviamo scritto tra queste cose? Ci troviamo non solo la curcuma, il licopene dei pomodori, le vitamine, il selenio, tutta una serie di cose che possiamo fare, ma ci troviamo anche, vedete, energy restriction, vuol dire mangiare poco, perché di quello siamo sicuri, è uno dei meccanismi anticancro più importanti, quello di mangiare pochissimo. Vedete? Tutte queste slide meriterebbero lunghi commenti, ma in qualche maniera io le usavo magari concentrate per altri scopi, o anche quando insegnavo all'università per fare vedere così agli studenti e ai colleghi medici delle cose, ma adesso noi le stiamo semplicemente prendendo come spunto per fare così delle argomentazioni varie. Possono causare il cancro questi interferenti endocrini? Beh, è chiaro che qualcuno può anche dire di no, qualcuno di sì, ma vi porto degli studi. Conclusione: cancro mammario. Questo studio ha trovato per esempio una relazione. Poi sappiamo che alcune altre malattie come il mieloma multiplo anche sono legate. Mi metto qua così riuscite a vedere meglio. Mancozeb, esatto, che è un potente cancerogeno. Vedete, sui linfomi, io che mi occupo di fertilità e di tentare di far avere bambini anche a quelle che hanno avuto un tumore, cioè vedo dove lavoro al CRO, perché sono libero professionista, non sia molta, ma anche lavoro al CRO di Aviano come medico, sostanzialmente vedo tante giovani ragazze che hanno avuto un tumore che naturalmente desiderano poi anche avere un bambino, e in gran parte per fortuna oggi grazie alle cure riescono a guarirsi. E allora mi chiedo tante volte come mai ne vedo così tante giovani ragazze che si ammalano. Naturalmente non c'è ancora una risposta perché di ciascun caso, ma abbiamo importanti studi che ci dicono che i pesticidi in agricoltura sono connessi anche a queste patologie, ma non uno studio che ce lo dice, diversi. Vedete altri studi sui pesticidi, il glifosate per esempio è uno dei più usati pesticidi. Stiamo parlando di sostanze non che usa chissà chi, chissà dove, stiamo parlando delle cose che ci mangiamo tutti i giorni e di cui il concetto è vediamo di mangiarne un po' meno, tutto lì. Vedete, cancro alla prostata, cancro al cervello, eccetera. Cioè abbiamo tutta una serie di cose importanti. Teratosino vuol dire che altera la formazione. Allora, e con questo concludo e poi passo la parola. Che cosa possiamo fare per difenderci? Innanzitutto, principio base e il principio di precauzione. Dato che noi non sappiamo qual è la dose sicura e quella che c'è scritta o che ci dice l'industria che lo produce o lo Stato, sappiamo che non c'entra poco, perché tutto sommato come fai a fare uno studio per capire l'embrioncino, gli influssi che prende, che cosa gli succederà 60-70 anni dopo alla sua salute? Non possiamo aspettare decenni per dire ah sì, non dovevamo 60 anni fa usare quella sostanza. Sarebbe d'obbligo il principio di precauzione. Perché una cosa così ovvia non viene utilizzata? Perché, come dicevo nella slide iniziale, c'è un conflitto tra profitto e salute. Ok, questo di base. Perché questa roba qua invece si è fatta volontariamente da loro, da me, da lei, è una cosa che non viene fatta a livello così globale? Perché ci sono interessi della salute di noi che siamo qua per la nostra salute e dei nostri figli, e ci sono interessi contrari di chi invece ha interesse a vendere o comunque in qualche maniera, e questo è il fatto. Ma questi interessi sono tali per cui in genere chi si ammala non è quello che poi ci ha guadagnato, capite?
Neanche lo stesso agricoltore è povero, non è che lui si ammala solo lui oppure ci guadagna così tanto che ne vale la pena, perché poi i profitti vanno in mano magari a chi sta da un'altra parte. Ecco, io su questo non voglio entrarci più di tanto perché sono qui in veste semplicemente per darvi così i dati, però vi dirò che sostanzialmente, anche se non c'è un modo di comportamenti che tutti condividono, siamo sicuri che se noi seguiamo le regole contro il cancro dell'alimentazione, quello ci aiuta anche a ammalarci meno di tante altre malattie, perché per fortuna le regole base dello star sano valgono per il cuore, per il cancro, per il diabete, per anche queste cose di cui parliamo oggi. Non sono in conflitto, non è come una medicina che se la prendo mi fa bene una parte, però poi mi fa venire fuori un'altra cosa. Qui stiamo parlando che se uno mangia sano gli va bene per tutto. Ecco perché poi c'è una valida dietologa che vi dirà meglio di me di altre cose. E sta per scadere la mia mezz'ora e adesso intanto che cosa ci dice la Società Americana contro il Cancro quando quest'anno proprio una cosa nuovissima appena tirata fuori, però sono cose nuovissime. Ma c'è chi si sgola da anni a dirle, quando dopo nessuno ci credeva. Vedrete che dopo tra un po' di anni verrà fuori allarme, cose che già si sapevano a tempo, e si sarebbe dovuto fare qualcosa di importante non adesso, ma decenni fa, che queste cose qui, che adesso le scrivono gli organi ufficiali, non è che si sono sapute l'altro ieri, si sapevano benissimo molto tempo prima, e che le cose hanno fatto fatica a venire a galla perché ci sono interessi contrari. Allora, stare lontani e proteggersi l'ho riassunto io come titolo riassuntivo e ho riportato la parte in inglese che dice di non entrare nei campi, nei prati, negli spazi dove sono stati usati i pesticidi, quindi zone agricole sostanzialmente, e non lasciare che lo facciano i ragazzi, cioè meglio le zone naturali dove non vengono usati i pesticidi, naturalmente, una regola di buon senso, ecco, non ci dicono niente di nuovo. Però quando lo dice il buon senso e chi ci vive in mezzo, perché sostanzialmente non ha spazio, perché ogni spazio verde è stato comunque riempito di pesticidi, non ha modo di difendersi. Tenete conto che non è che stando in casa uno sta sano, perché c'è anche tutto il problema dell'inquinamento indoor legato alle sostanze che, non so, per esempio prendiamo la formaldeide dai mobili, così di formiche, tutta una serie di altre cose per dirci, insomma, non mi addentro nel tutto, ma non è che uno se sta in casa è sano al 100% e fuori, no, d'accordo? Il problema è che non sappiamo come difenderci. Ma quando la Società Americana contro il Cancro, che fa tutte le regole base e si permette di dire così, proprio laddove ci sono delle lobby economiche importanti che se si permette di dirlo in qualche maniera lo dice in una situazione particolare dove non è facile dire una cosa senza essere denunciati, sostanzialmente è importante. E quello che noi facciamo non è di dire un parere personale mio o suo o loro, è quello di riportare dei dati di altri, semplicemente facendoli conoscere, punto. Non c'è niente di personale, non sono queste cose che vi dico un'idea personale, sono solo un modo mio come medico di aiutare meglio le pazienti, facendo non solo in modo di trovare il tumore ma da operare, di trovare la malformazione e che la paziente decide di interrompere la gravidanza, ma per fare qualcosa di più importante prima. Infatti l'oggetto della visita ginecologica, per esempio, non è solo di trovare la patologia per fare l'intervento, la radio o la chemioterapia, ma di dare anche indicazioni di tipo preventivo. Ok? Vado avanti con... ok. Allora, concludo, va bene, concludo perché sennò le restano solo 20 minuti alla dottoressa. Sostanzialmente, vado oltre, no, va bene. Questo non è che l'ho detto io, è scritto nel documento dell'American Cancer Society, cioè che dice testualmente, nelle linee guida appena uscite qua, che se un vicino o qualcun altro applica pesticidi fuori di casa, vicino a casa tua, stai dentro, tieni dentro i figli e gli animali pets e tieni le finestre e le porte chiuse. Ok? Cioè, non lo dico io, lo dice l'American Cancer Society. Quando? Adesso, appena uscito. E quindi ci sta al pieno nelle cose requisite. Quindi con questo vado a concludere, poi mettere l'ultima solo, così concludo. Che voglio fare...
Allora, sostanzialmente, avremo tutta una serie di altre cose interessanti da dire, tipo che è meglio mangiare molta verdura, che è meglio fare attività fisica perché è un aspetto detossificante, eccetera, eccetera, eccetera. Però, sostanzialmente, sapendo che poi è importante che queste cose vengano poi attuate, ho scritto un fogliettino che vi è stato distribuito di consigli, che non sono consigli particolarmente, l'ultima sì, ma sostanzialmente ci servono un po' per sottolineare una cosa base, che ciascuno di noi può fare qualcosa, non possiamo semplicemente dire ma tanto il mondo è inquinato, pazienza, perché in realtà la salute non è solo un diritto che uno dice io pretendo la salute, lo Stato deve darmi l'esenzione di ticket se mi viene il tumore, passarmi farmaci. Dovevo fare qualcosa di più prima perché è il nostro dovere difendere anche le generazioni future e facendo in questo modo, tentando di agire nel settore inquinamento, pesticidi per quanto riguarda la serata, ma diciamo più in generale inquinamento, noi facciamo qualcosa di utile non solo per noi stessi, ma anche per le future generazioni. Grazie. Io ho pensato di iniziare con una riflessione, ovvero che la mente intuitiva, come diceva Albert Einstein, è un dono sacro, mentre la mente razionale è un fedele servo. Noi abbiamo creato una società che onora il servo e ha dimenticato il dono, ovvero che cosa facciamo? Noi sappiamo, no, e non solo noi sappiamo tutto quello che dovremmo fare, quello che sarebbe giusto, quello che sarebbe meglio per noi e per i nostri figli, però poi aspettiamo gli studi scientifici che, come abbiamo appena visto, arrivano in terribile ritardo, no? Chiaramente, cioè li fanno sulla nostra pelle, sulla pelle dei nostri figli, gli studi scientifici. Tra l'altro l'informazione ci sarebbe, l'Istituto Superiore di Sanità ha prodotto questo documento molto dettagliato dove ci sono dentro tantissime informazioni di cui ha parlato anche il dottor Del Pup e che adesso un pochino vi dirò anch'io, ma appunto anche questo di stare in casa con i vicini, appunto usano i pesticidi o di consumare del cibo non trattato, c'è tutto scritto, però noi riceviamo una valanga di pubblicità. La nostra casella di la cassetta, ma anche la casella di posta elettronica è sempre troppo piena di materiale che non ci serve, anzi che ci depista, che ci porta il pensiero da un'altra parte, e queste informazioni che ci sono, il decalogo per il cittadino, nessun cittadino ce l'ha, anzi forse sono vivo un po' fuori dal mondo, ma non lo so se qualcuno di voi ce l'ha a casa questo documento, non l'avevate mai visto, vero? Ecco. Allora, è molto importante quello di cui ci nutriamo per difenderci, perché anche per difenderci dal punto di vista ambientale, quando noi scegliamo dei cibi, noi ogni giorno scegliamo più volte al giorno che cosa mangiare noi, che cosa far mangiare i nostri figli, come fare la spesa, e anche insieme a questo noi decidiamo come far girare l'economia, perché dietro tutto questo ci sta anche un movimento economico. Noi possiamo riassumere dicendo che quello che fa meglio a noi, che è alla base della nostra salute, è quello che danneggia meno l'ambiente, quindi che ha l'impatto ambientale più basso. E quindi vedremo che frutta, verdura, cereali integrali hanno l'impatto più basso sull'ambiente e l'impatto più elevato sulla nostra salute. Ecco, un'altra cosa importantissima è che la frutta e la verdura deve essere di stagione, devono essere prodotti locali che hanno fatto la minor strada possibile, perché altrimenti noi cadiamo tante volte nella trappola di consumare dei prodotti biologici, che va benissimo perché tutto quello che consumiamo dovrebbe essere anche... Sentite tanto? Sentite? Meglio? Così? Cosa? Così sentite me, perché dopo entra in... No, voce normale non sente nessuno. Sente meglio. Si sente meglio con la voce normale? Sì? E facciamo con la voce normale. Allora, quindi
magari sto girata di qua. Ecco, è molto importante che noi consumiamo dei prodotti non trattati, poi che siano biologici etichettati oppure no, non tanto, anche perché ingeriamo delle sostanze chimiche, ma perché è comunque un investimento per il futuro, perché chiaramente anche se noi riusciamo ad avere dei prodotti residuo zero, comunque la terra è stata inquinata, i pesticidi sono stati prodotti. Mangiando bene noi riusciamo a ridurre gran parte delle patologie, vedete, dall'infarto all'ipertensione, all'ictus, al tumore. Questo sia perché ci manteniamo snelli, no? Come dice il WCRF, ma anche perché consumando gli alimenti giusti noi facciamo una prevenzione sia per quanto riguarda la nostra salute fisica che anche per quanto riguarda la nostra salute psicologica. Tra l'altro gli alimenti che prevengono le malattie cardiovascolari, i tumori e le altre patologie, anche il diabete eccetera, sono anche quelli che guarda caso fanno prevenzione per gli stati depressivi e gli stati ansiosi, ovvero sono sempre quelli: frutta, verdura, semi oleosi, che sono importantissimi, cereali integrali e legumi. Questi alimenti ricorrono in tutti i protocolli preventivi. Da ricordare però anche, come anche già ricordava il dottor Del Pup, che noi abbiamo un corredo genetico, ma questo corredo genetico l'espressione di questo corredo genetico viene influenzato, noi lo dobbiamo pensare come un pianoforte, come la tastiera di un pianoforte. Poi siamo noi che decidiamo che musica suonare. Se noi mangiamo cibo inquinato, mangiamo cibo troppo raffinato, consumiamo alimenti che non sono adeguati, noi alla fine facciamo esprimere i geni di malattia. Se invece riusciamo a vivere in un ambiente pulito, consumando, detto no, la dura prova, devo fare una lezione prima di... Allora, e se noi consumiamo il cibo adeguato a noi esseri umani, come tutti gli altri animali fanno, in fin dei conti, noi riusciamo a tenere silenti i geni di malattia. È stato fatto uno studio, ad esempio, sui portatori di geni per l'infarto, e si è visto che se queste persone mangiano cibo adeguato, mangiano bene, hanno la stessa probabilità di avere un infarto della popolazione che non porta il gene di malattia. Quindi pensate che potere abbiamo nelle nostre mani e lo possiamo appunto sviluppare più volte al giorno. Allora, gli alimenti tra l'altro non sono preventivi solo perché la frutta va bene, perché è ricca di antiossidanti appunto oppure è ricca di fibre, ma gli alimenti, come vedete da questo schema, hanno anche un'azione... Prova, si sente? Proviamo? Così va meglio? Ma mi sembra come prima veramente. Così. Allora, quindi, no, malissimo. Dite voi. Allora, gli alimenti hanno anche un'azione, in qualche modo, se vogliamo dire, preventiva sullo sviluppo, ad esempio, della massa tumorale, perché alcuni alimenti fanno morire le cellule tumorali, impediscono che queste si sviluppino, impediscono che per esempio che ci sia la vascolarizzazione della massa tumorale. Quindi pensate che azione potentissima hanno anche gli alimenti, quindi ad esempio se noi viviamo già in un ambiente inquinato, ora che riusciamo a renderlo meno inquinato, però possiamo proteggerci con gli alimenti giusti. Ad esempio, ecco, una cosa importantissima è consumare degli alimenti fermentati,
come possono essere appunto lo yogurt, il kefir oppure i kraut e altri alimenti fermentati, perché questi sono stati molto studiati perché aiutano a bilanciare la risposta immunitaria e hanno anche azione, i fermenti lattici contenuti hanno una valida azione nella proliferazione delle masse, nella proliferazione della massa tumorale e anche per esempio nella prevenzione delle allergie. Oppure ritornare a fare il pane con la pasta madre. Anche il pane con la pasta madre ha una potentissima valenza preventiva rispetto ad esempio alle allergie, rispetto al diabete, rispetto alla celiachia, che ha anche la celiachia è una di quelle malattie autoimmuni che la cui incidenza viene aumentata se si vive in un ambiente inquinato. Andiamo avanti veloci. Ecco. Un aspetto importantissimo è anche la qualità del cibo, quindi consumare dei cibi che siano completi, perché altrimenti noi andiamo a consumare un cibo che è assolutamente vuoto di nutrienti. Quando noi scegliamo una pasta bianca, questa pasta bianca non aiuta la nostra salute, aiuta la nostra malattia, aiuta la malattia a farsi strada. E le farfalline infatti lo sanno, perché le farfalline vanno a mangiarsi preferibilmente la pasta integrale, il riso integrale, la farina integrale, mentre sui prodotti raffinati, soprattutto se non sono biologici, le farfalline non le troviamo, perché loro vogliono sopravvivere e vogliono riprodursi. E per riprodursi noi abbiamo bisogno appunto delle sostanze che quando andiamo a produrre dei prodotti raffinati buttiamo via. Un altro aspetto importantissimo è consumare cibi di stagione. Ci sono persone che durante l'inverno non vedono un cavolo, un broccolo, non mangiano niente di diverso, continuano a mangiare per tutto l'inverno zucchine, peperoni e melanzane. Allora questo, intanto da un punto di vista ambientale, è disastroso. Ma è disastroso anche per la salute, perché non si introducono, qui poi appunto non ci possiamo dilungare, ma delle sostanze importantissime per la prevenzione delle malattie invernali. Ma per di più, ad esempio, i broccoli, che sono molto studiati perché sono dei potenti antitumorali, sono anche dei potenti detossificanti, nel senso che se noi viviamo in un ambiente inquinato, se attraverso l'aria, l'acqua, il cibo introduciamo delle sostanze che sono degli interferenti endocrini o che sono delle sostanze cancerogene, i broccoli ci aiutano a detossificare il nostro organismo da queste sostanze. E poi così incidentalmente anche hanno un'azione battericida e preventiva verso il proliferare dell'Helicobacter pylori. Quindi, per portare a casa qualche cosa, allora, importantissimo consumare prodotti il più locali possibili, prodotti che siano non trattati con sostanze chimiche al di là di tutte le etichette, e poi che facciano parte appunto di queste, ogni giorno vanno consumate queste 5 categorie che sono protettive. Frutta, perché la frutta ha un'azione detossificante grazie alle fibre solubili, ma anche grazie a tutte le sostanze alcalinizzanti che contiene. La verdura è la verdura di stagione, perché abbiamo visto solo i broccoli così come esempio, ma potremo soffermarci anche ad esempio sulle cipolle, sui porri, potremo soffermarci sulle rape, potremo soffermarci veramente su ogni verdura, perché ogni verdura ha delle caratteristiche fondamentali per la nostra salute e quindi vanno mangiate tutte nel momento giusto. E poi i semi oleaginosi, i cereali integrali e i legumi. Questi devono comparire quotidianamente sulle nostre tavole, anche perché consumando legumi evitiamo così di consumare troppa carne, di consumare formaggi, di consumare tante uova
che appunto, come abbiamo visto, sono degli alimenti che stanno in cima alla catena alimentare, quindi sono molto inquinati. I formaggi, ad esempio, siccome abbiamo visto che le sostanze chimiche si sciolgono nel grasso, queste sostanze chimiche vengono portate fuori dal latte della mucca attraverso il grasso, quindi dal corpo della mucca, e finiscono nei formaggi. Quindi anche questi alimenti vanno consumati con parsimonia. Cosa possiamo dire ancora? Qualche minuto? Ecco, tra l'altro, per quanto riguarda il rischio di obesità, ci sono delle evidenze ormai sempre più interessanti sul fatto che di fatto le diete iperproteiche fatte con proteine animali portate avanti a lungo portano all'obesità, mentre la strada a lungo termine, se si vuole rimanere magri a lungo termine, è quella di aumentare le proteine vegetali. Vedete, al crescere del consumo di proteine vegetali noi abbiamo un crollo dell'incidenza di obesità, mentre queste blu sono le proteine animali, quindi non solo sosteniamo allevamenti intensivi, mangiamo cibo inquinato, ma anche poi ci troviamo a lottare quotidianamente con il nostro peso se aumentiamo il consumo di proteine animali oppure se non lo diminuiamo. I legumi si sono dimostrati interessanti sia per diminuire l'incidenza ad esempio del cancro al seno, per abbassare il colesterolo, per ridurre l'incidenza di diabete. Quindi pensate, consumando quotidianamente una piccola porzione di legumi, che cosa possiamo fare, no? Che così a volte è inaspettato. Stessa cosa per i semioleosi. Ora qui appunto, per esempio, i semioleosi anche nelle diete dimagranti si sono visti efficacissimi, eppure sono degli alimenti che di solito non si consumano perché sono molto calorici, ma anche qui sulle calorie insomma potremmo fare un discorso molto lungo. Ma ecco, e invece i semioleosi sono fondamentali, una manciata al giorno va consumata assolutamente. Ecco, il biologico chiaramente lo dovete scegliere di qualità. Non prendete la pasta bianca, perché anche se è biologica, per carità, va fatto bene all'ambiente, ma a voi non farà bene. Quindi anche nel biologico evitate di consumare alimenti scadenti con grassi vegetali, perché li trovate anche nel biologico, ad esempio, anche perché l'olio di palma, al di là del fatto che ci fa male, comunque arriva dall'altra parte del mondo, non è un prodotto locale. Ok. E quindi, concludendo, ricordatevi il detto che dice che bisogna consumare una buona colazione, dove una buona colazione non deve contenere assolutamente zucchero, ma deve contenere invece i semioleosi, la frutta secca, essiccata, eccetera. E poi, che potrebbe essere anche semplicemente un buon pane integrale fatto con la pasta madre, burro e marmellata. Sì, ho finito. E poi la cena da povero, quindi la cena non deve essere la verdura cruda con la carne, ma deve essere una minestra di legumi. Ecco, casomai se qualche volta la carne la volete consumare, consumatela piuttosto a pranzo che a cena. La cena deve essere molto leggera. Con questo chiudo, spero in questi pochi minuti di avervi dato delle informazioni insomma, che vi aiutano a fare delle riflessioni. Se volete trovare degli approfondimenti potete andare sui nutrizionisti per l'ambiente oppure sul sito cousmin.net.